Continuano gli appuntamenti delle giornate della Fondazione Empedocle, giunto alla sua 8ª edizione, in collaborazione con il Liceo Classico, che costituiscono l'evento culturale più importante e significativo svolti per la promozione della cultura classica. Stamani appuntamento presso il Museo Archeologico di Agrigento, dove si è approfondito il tema scelto per questa edizione, che prende spunto dal stesso libro dell'Iliade attraverso la rilettura dello struggente addio di Ettore e di Andromaca sulle porte sci di Troia, il senso del limite. È un modo originale, diverso dal consueto di coinvolgere gli studenti con un tema quest'anno grandioso che può essere letto in 1000 diverse prospettive, quello del limite analizzato dal punto di vista della filosofia, della retorica, dell'etica e anche dell'archeologia, come è il mio caso, perché l'archeologia è in primo luogo una disciplina, una scienza che punta alla ricostruzione del mondo antico, quindi il ricercatore, l'archeologo, ogni giorno, ogni qualvolta lavora in un cantiere, opera in un contesto archeologico, si deve imbattere contro le barriere imposte dalla stessa disciplina, dalla scienza, che sono i limiti, quei limiti virtuali, a volte anche reali, che devono essere costantemente superati alla ricerca, quindi di nuove prospettive per costruire nuovi indirizzi di ricerca. Tra l'altro siamo proprio ad Agrigento, nella patria, insomma, dove l'archeologia. E infatti devo dire che la scelta è stata felicissima, quella di far conciliare la presentazione di oggi sul tema dell'archeologia con quella della scelta del Museo Archeologico di Agrigento. Ecco, il senso del suo intervento verso gli studenti quale sarà, professore? È stata la ricostruzione di una delle figure storiche dell'archeologia, lo studioso tedesco Heinrich Schliemann, che scopre la città di Troia alla fine dell'Ottocento e proietta improvvisamente il mondo della filologia, della storia antica, che era chiuso nei salotti e nelle biblioteche europee, verso una nuova realtà, quella degli scavi archeologici, dei grandi cantieri, delle imprese che hanno poi segnato la storia non solo della disciplina ma anche della stessa storia della cultura europea. Quindi è una figura chiave, emblematica, purtroppo in parte dimenticata, ma che oggi deve essere assolutamente rivalutata come esempio di come si fa archeologia, di come si fa scienza e soprattutto di come l'archeologo deve comunicare e divulgare le proprie scoperte. Ad Agrigento ancora si continuano a scoprire grandi ritrovamenti di archeologia, non ultimo questo del teatro, una cosa sicuramente molto molto bella, no? Ma l'archeologia non si ferma, ecco, legato al tema di questo convegno, di queste giornate, il limite. L'archeologia forse è l'unica disciplina che non ha il senso del limite, perché va ben oltre. Agrigento in questi ultimi anni sta dando prova di una crescita dal punto di vista ovviamente della programmazione archeologica e verso qualcosa che fino ad oggi non si era visto. È una perfetta interazione tra il Dipartimento regionale, le università e non solo siciliane, quindi è il vero modo di fare scienza attraverso la collaborazione di più persone, più soggetti e diversi anche nel contributo che ciascuno di questi dà.